sul progetto e a volte pensa si aggiunge a sta lista che ha fatto, mi scuso, con i patrioti siciliani. Facciamo al volo in italiano, la prima lingua straniera che è stata presa anche da noi sardi. Quindi dicevo che abbiamo un percorso di grandi battaglie unitarie con tutto il mondo indipendentista sardo e con Sardegna Nazione, c'è tutta la lista che ha fatto anche Bustiano rispetto alle battaglie anche recenti sui vari temi. Vorrei aggiungerne anche un'altra molto importante, che è stata la battaglia contro il governo italiano per gli abusi fatti dalla protezione civile nella nostra terra. E dobbiamo dire che siamo riusciti, questa è una battaglia assolutamente indipendentista, siamo riusciti a eliminare il segreto di Stato per quanto riguarda i lavori del G8 alla Maddalena. Ci sta costando un'azione giudiziaria contro il governo. Il livello di scontro fra lo Stato italiano e il popolo sardo ormai è diventato feroce. Non passa giorno in cui il governo italiano non ci riserva uno schiaffo sempre più violento e sempre più feroce. Per cui noi dobbiamo essere all'altezza della situazione. Dobbiamo essere, questo è un appello che faccio innanzitutto a me stessa, che dobbiamo impegnarci a superare il momento di arretratezza, perché i tempi si stanno facendo molto veloci, cioè lo scontro, il livello di scontro che c'è in corso è molto violento e veloce, non ci deve cogliere assolutamente impreparati. Questo vuol dire che dobbiamo cercare di unirci, di mettere insieme tutte queste forze per non essere sorpassati dagli eventi. Le battaglie su Equitalia e sulla sofferenza della nostra gente, perché è davvero impensabile che adesso lo Stato italiano abbia addirittura potenziato i poteri e gli strumenti di Equitalia per abusare ancora della nostra gente. Si sono vantati che Equitalia Sardegna abbia avuto un livello di riscossione molto alto, pari al 25%, contro il 12% circa di altre regioni italiane. Quindi dopo questo abuso hanno capito che lo Stato italiano può pressare ancora più forte il piede sulla testa dei sardi, quindi potenzia i poteri, cioè gli strumenti di Equitalia, per passare alla seconda ondata repressiva. Oggi non possiamo non fare a meno di parlare in questo contesto, cioè di portare al centro del dibattito il problema della democrazia. Vorrei dire brevemente quello che sta avvenendo anche in Consiglio regionale. È passata una legge che considero una legge assolutamente feroce, che è oppressiva e repressiva, che è la legge che prevede i tagli delle rappresentanze elette dal popolo all'interno delle istituzioni. Il numero dei consiglieri regionali è passato praticamente da 80 a 70. Questo è fortemente discriminante per tutte le minoranze politiche esistenti nel nostro territorio. È una realtà tipicamente sarda, cioè questa ricchezza di diversità politiche che devono essere rigorosamente rappresentate all'interno del governo dei sardi. Noi non possiamo fare a meno di tutto questo. Quindi è successo che abbiamo battagliato molto. Io ho battagliato, devo dire, anche in solitudine. Per cui alla fine la legge, che io considero antidemocratica, che considero non un taglio ai costi della politica, ma è un taglio alla democrazia. La mia proposta di legge sull'abbattimento dei costi concreti, partendo dagli stipendi dei consiglieri, che però questo è più che altro così simbolico, perché le grandi truffe che avvengono attraverso enti parassitari, attraverso le agenzie, attraverso le fondazioni, e chi più ne ha ne metta, è un argomento che i partiti italiani e anche i partiti, ahimè, che italiani non dovrebbero essere, che però hanno appoggiato e hanno votato.
Quindi succede questo, ci sono state 4 astensioni rispetto a questa proposta di legge, 4 astensioni, Italia dei Valori e Comunisti Italiani, e l'unico voto contro è stato il mio. La mia legge non è stata presa in considerazione, quindi stiamo battagliando perché vogliamo le motivazioni, i criteri democratici adottati da questa commissione, dalla Commissione Autonomia, per aver escluso a priori la proposta di legge. Allora, questi tagli alla democrazia cosiddetti ci riguardano molto da vicino, perché bisogna anche capire che cosa sta succedendo e cercare di inquadrare il problema della riduzione democratica in un contesto internazionale. Cioè, oggi la crisi finanziaria mondiale si sta abbattendo in modo sempre più violento in tutte le realtà, però noi che siamo l'anello debole della situazione saremmo quelli che ne patiremo maggiormente. Quindi il problema è di come a livello mondiale controllare la crisi, come controllare le reazioni popolari alla crisi, e siccome questa crisi in Sardegna è forte e si rischiano veramente le rivolte per il pane, il Maghreb insegna, non solo il Maghreb, per cui noi stiamo resistendo, perché noi vogliamo che tutti i processi avvengano rigorosamente in democrazia, con strumenti democratici. Noi abbiamo il voto e l'altra nostra forza è la partecipazione democratica dei sardi ai processi di trasformazione che devono portarci verso un sistema rigorosamente di autogoverno. Per cui questa legge così discriminante praticamente porterà alla perdita delle nostre rappresentanze in Consiglio regionale. Quindi si segue questa linea italiana tesa verso il bipolarismo, che condurrà inevitabilmente, così come loro vogliono, al bipartitismo perfetto. Quindi noi saremmo esclusi da tutti questi processi, e quindi il discorso sulla sovranità, perché se ne parla a vanvera, c'è un'inflazione dell'uso di sovranità all'interno delle stesse istituzioni, perché al momento di mettere i piedi alle idee, quindi trasformare anche una dichiarazione in voto, caso strano, la situazione è schizofrenica. Per cui oggi con il passaggio di questa legge, col passaggio di questa legge si mette fortemente in crisi il concetto e il bisogno nostro di sovranità, e quindi dobbiamo stare molto attenti. Le conquiste devono essere conquiste pratiche, non possiamo più perderci in proclami importanti, ma dobbiamo cercare di unirci appunto per raggiungere un'unità. Noi siamo pochi e pensano di schiacciarci solo perché siamo numericamente ridotti. Noi siamo una diversità fortissima. Noi non siamo i 1.600.000 abitanti paragonabili a quelli di Milano, a quelli di altre città italiane. Non possiamo fare da noi un calcolo assolutamente numerico, grazie alle nostre diversità storico-culturali, geografiche, che più ne hanno ne metta. Quindi un invito che voglio fare è proprio all'unità e a smetterla anche di fare i passi all'indietro, portando indietro l'orologio della storia, per perderci in critiche, in analisi che oggi come oggi non servono. Stabilire quali sono stati gli eroi della nostra storia e chi sono stati quei falsi eroi, e queste cose qui. Oppure dobbiamo stare anche molto attenti sia a non tornare indietro nelle nostre battaglie, ma contemporaneamente dobbiamo stare attenti ai processi di criminalizzazione che sono in atto. Quindi io chiedo e invito con tutti i patrioti sardi che sono impegnati in questa battaglia per la nostra autodeterminazione veramente alla vigilanza politica,
alla vigilanza e non perdiamo mai il concetto, non dimentichiamocelo in modo tale che anche gli altri si ricordino che noi abbiamo lo strumento della democrazia che useremo e a cui noi non possiamo assolutamente rinunciare. Noi andiamo oltre tutti questi problemi, tutti i conflitti, anche i conflitti interni, dobbiamo superare i conflitti interni e cercare di volare un po' più in alto, se no noi continueremo a perderci, come dico spesso, a guardarci, a controllare di che colore sono i laccetti delle nostre scarpe. Noi non possiamo più fare tutto questo. Quindi un invito generale a chi crede veramente che questo popolo possa un giorno scrivere la propria storia, di andare avanti tutti uniti. Grazie. Grazie. Adesso toccherà IRS, Indipendenza Repubblica di Sardegna, Gabino Sale. Grazie del suo invito, benvenuto a tutti. Pensare a una situazione di questo tipo a un aiuto della Santo fa che pressoché impossibile, come al di là dei temi che sono stati trattati e che sono a trattare una sensazione emergente è che finalmente si vuole ragionare, che siamo passati da un periodo di grossi